Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi, supportati dallo CGIL del Veneto. Continuiamo i nostri appuntamenti parlando di impegnative di cura domiciliare. Caregiver, assistenti familiari che abbiamo già trattato, ma quindi tutto quello che concerne il problema della quasi oppure non autosufficienza delle persone anziane. Naturalmente dando per presupposto che questa è una questione che riguarda sia la persona anziana, voi che ci seguite, ma anche i familiari. E quando diciamo i familiari, molte volte sono coinvolte le donne che a loro volta magari sono quasi sulla soglia della pensione, sono già pensionate, per cui hanno un sovraccarico familiare, nipoti e a volte genitori. Qui con noi per approfondire questo tema delle impegnative e questioni assistenti familiari, che si voglia dire badanti, eccetera, abbiamo Ugo Aggiollo, segretario dello CGIL del Veneto. Grazie segretario di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ben collegato Adriano Filice, segretario generale CGIL Verona, grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Perfetto, allora io vi ricordo, lo vedrete anche dalla slide che ogni tanto metterà in onda la nostra regia, che quando avete un problema, una questione, siamo felicissimi di sentirvi, di telefonare, però di chiamare le sedi dello CGIL, eccole là, che sono competenti per il vostro territorio. Poi facciamo l'esempio di Padova. Padova ha tanti territori, tanti comuni, più o meno nei comuni più grossi c'è una sede dello CGIL, giusto segretario? Assolutamente sì, mediamente la nostra presenza è molto capillare. Facciamo l'esempio di Venezia in questo caso, oltre alle sedi mandamentali ci sono almeno una trentina di sedi aperte nei vari comuni. E quindi cercatele, rivolgetevi, chiamate in orari d'ufficio, mi raccomando. Segretario di Verona, in Verona quante ne avete di territorio provinciale? 51. Siamo paragonati come le sedi come i carabinieri e la diffusione dei carabinieri nel territorio. Perfetto, ecco, avete visto in tutti, anche veronese, che tanti di voi ci avete chiamato da comuni particolari, piccolini del veronese, c'è la possibilità. Mal che vada, se uno proprio si sente solo, si può, chiedo ancora a Adriano Filice, può farsi accompagnare, c'è il servizio anche Hauser di trasporto, c'è un sistema che aiuta, vero? E questo è uno degli elementi di confronto anche con i comuni, nel senso che mettiamo il problema del trasporto degli anziani, un problema centrale, rispetto alla necessità che hanno di andare in un centro diurno o andare a fare una visita, per cui nel confronto dei comuni noi sollecitiamo tutti quelli che sono gli interventi a partire da convenzioni con le associazioni di volontariato e con l'Auser, che è emanazione della CGIL. Ma non solo questo, chiederemo comunque un intervento più diretto dei comuni rispetto al trasporto delle anziane e degli anziani. Perfetto, e così vale per Venezia, per Padova, per tutti i territori, quindi informatevi, non siete soli. Detto questo, dovevo fare una piccola parentesi perché rispondiamo direttamente alle telefonate di tanti telespettatori che ci fa piacere comunque sentire. Parliamo con voi, con lei segretario, intanto incominciamo, delle cure domiciliari. Cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare anche in futuro, perché magari non è stata ancora risolta come questione. Allora, vediamo la nostra intanto sottolineo la cosa che diceva lei prima, e cioè il fatto che le persone che si sentono in difficoltà, che hanno un problema, possono trovare appunto nello CGIL, in tutte le sedi, nei vari comuni del nostro Veneto, una risposta o in termini di servizio o in termini almeno di indicazione su cosa fare. La volta precedente è stato detto che noi abbiamo provato a fare come CGIL un po' la sintesi della situazione attuale per quanto riguarda la non autosufficienza o comunque le situazioni di fragilità che vi sono nel Veneto, per provare a dire anche quali sono le cose che secondo noi dovrebbero essere fatte nel
futuro, sapendo che si vede adesso da questo cartello circa il 24% dei cittadini veneti sono over 65. Questo non vuol dire ovviamente che tutti siano in una condizione di non autosufficienza o di particolare fragilità, ma certamente da quell'età in poi ci sono situazioni che diventano o che rischiano di diventare complicate. Tra l'altro noi abbiamo sempre posto molta attenzione sul tema, che è un tema importante, dei centri di servizio e quindi o dei centri diurni in particolare, ma insomma quei servizi che si chiamano della residenzialità, ma poi tutte le indagini dicono che gran parte delle persone in situazione di fragilità ancora oggi, per fortuna, sono gestite in ambito familiare. Se non vado errato, i dati ci dicono che l'86% delle persone sono gestite in ambito familiare contro il 14% che è gestito nei centri residenziali. Ora, questo vuol dire, essendo noi d'accordo sul fatto che una persona anziana, fin quando è possibile, è opportuno che rimanga nel proprio domicilio, c'è però un tema di quali servizi può trovare quella persona anziana, ma soprattutto la famiglia rispetto a questa cosa. Si diceva l'altra volta, in realtà ci sono 2 o 3 questioni aperte. La prima, chi si occupa di queste persone anziane? Spesso e volentieri sono familiari. E qui stiamo parlando di non autosufficienti. Parliamo di non autosufficienti. Spesso e volentieri sono familiari, spesso e volentieri sono donne che in qualche maniera cercano di fare un servizio estremamente rilevante. Da questo punto di vista, una delle questioni che noi poniamo, per esempio, è il fatto che il Veneto approvi una legge sui caregiver, vengono chiamati così, legge che non c'è nella nostra regione. Erano state presentate 2 proposte di legge che noi sappiamo in Consiglio regionale, ma tra le altre cose questa non è stata presa in considerazione. Ora, sarebbe importante intanto riconoscere questa figura, sarebbe importante anche evidentemente nella stessa legge indicare dei canali privilegiati per queste figure di accesso ai servizi sociali, sociosanitari, sanitari. Sarebbe importante lavorare sulla formazione, sarebbe importante anche riconoscere un incentivo economico, perché quello che dicevo prima è che in tanti casi vi è una situazione per cui le persone sono costrette o ad abbandonare il lavoro o a chiedere magari il part-time per far fronte a questa situazione. E quindi questo per noi è un dato importante. L'altro dato assolutamente importante è che accanto ai caregiver, cioè alle persone che si occupano delle persone non autosufficienti, che siano anziani o che siano giovani, legate da una situazione anche affettiva, perché questo è, vi è l'altro grande tema delle badanti. In Veneto, secondo le proiezioni che facciamo noi, ce ne sono oltre 90.000, di queste però solo il 40% sono, come si dice, contrattualizzate e quindi non sono in una condizione di nero. Ma non c'è neanche mai stato in questi anni un lavoro legato alla formazione, a una formazione specifica
a un tentativo di mettere insieme domanda e offerta da parte delle istituzioni per favorire le famiglie che spesso e volentieri si trovano anche in questo caso in una condizione di non sapere a chi rivolgersi, cosa fare. Esatto, qui c'è una criticità importante da segnalare. Da un lato appunto manca la formazione, perché queste persone è già tanto bene trovarle, però non sono preparate preparate anche a quelle evenienze più banali che invece un'infermiera può risolvere, un colpo di tosse, come prendere l'anziano, come girarlo, non hanno la preparazione. Dall'altro, che lei diceva il discorso che sono in nero, è vero, molte, però io penso che una famiglia abbia tutti gli interessi, o il pensionato, a mettere in regola una persona, perché tanto sappiamo, finisce il rapporto di lavoro, ti pianta giù causa. Però c'è un problema che io ho notato parlando con diverse persone: sono le prime queste signore che non vogliono essere messe in regola, non hanno nessun interesse, anche perché fanno i loro conti, magari dopo tot vanno via perché hanno un altro lavoro, perché non vogliono superare la soglia, insomma sanno di fiscalità più di noi. Come anche i mariti che fanno altri lavori magari più artigiani, anche loro sono. Oppure c'è la persona molto anziana da sola che non ha la possibilità, perché arriva filo a fine mese, si centellina le necessità per far venire questa persona, non ha, e voi lo sapete cosa vuol dire, soldi assolutamente per poterla pensare di metterla in regola. È una criticità importante questa, cioè fare una campagna come è stata fatta in passato di dire vanno messe tutte in regola, loro sono diventate giustamente pretenziose, cioè quando dicono non voglio essere in regola, per poi fanno causa, per così tirano su soldi, e l'anziano o la famiglia diventa la parte debole, perché tutti vorrebbero avere in regola una persona, penso, però se paghi di più non ce la fai. Su questo siamo d'accordo, nel senso che è evidente. Parlo del mondo del lavoro più in generale. Anche nel mondo del lavoro più in generale c'è qualcuno che preferisce dire lavoro in nero piuttosto che essere messo in regola perché magari ho condizioni particolari. Però il nostro lavoro è invece quello di dire guardate che queste persone devono essere messe in una condizione che metta tutti tranquilli. Perché, come dice lei, in tanti casi, finito il rapporto di lavoro, vediamo che ci sono cause, che ci sono situazioni complicate, complicatissime, e quindi ma l'anziano come fa a pagarsi? Diciamo che anche su questo, per esempio, le organizzazioni sindacali, in particolare gli uffici legali delle organizzazioni sindacali, hanno delle sezioni apposite che seguono le famiglie e gli anziani rispetto a questo tipo di situazione. Per cui anche in questo caso basta rivolgersi, ripeto, alle Camere del Lavoro che seguono questa cosa, ma vale per noi, vale anche per le altre organizzazioni sindacali. Il tema è chiaramente un tema legato proprio da un lato alla legalità e dall'altro alla formazione. Che è importantissimo. Perché è per noi rilevantissimo, oltre al fatto, terza questione che dicevo prima, l'incontro domanda-offerta, perché spesso le famiglie sono in una condizione in cui non sanno materialmente cosa fare. E questo espone anche le famiglie, perché è evidente che se non sai cosa fare magari ti rivolgi alla prima situazione che trovi. Quindi è tutto un mondo che andrebbe regolamentato e che andrebbe visto con più attenzione. Allora adesso facciamo un'interruzione pubblicitaria, così quando torniamo diamo la parola anche a Verona e al segretario di Verona per fare uno spaccato un po' territoriale, per analizzare anche concretamente queste situazioni. Pubblicità.